centinaia di tesserati e qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. Appena poche settimane di vita, il movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti non manca di far parlare di sé. Sono ormai più di centinaia gli aderenti al gruppo, solo una ventina sono stati raccolti nell'ultimo incontro a Borca di Cadore. Nelle prossime settimane nuove riunioni saranno organizzate in Cadore, in Agordino e nel Feltrino, mentre in primavera sbarcheranno nelle piazze i banchetti per la campagna tesseramenti. Chiari i motivi di tanto successo. Vede la trasversalità del movimento e auspica che finalmente si vada tutti nella direzione dell'autonomia. Sono tutti consci che i problemi della provincia di Belluno sono molti, complessi, e hanno tutti la percezione che i partiti tradizionali non riescono a coprire questo gap. Successi ma anche critiche e ostacoli. Pochi giorni fa era stato il presidente della regione a gelare gli autonomisti. Bene le richieste di autonomia, ma niente guerra tra poveri, aveva detto Luca Zaia. Pronte la replica alle richieste del Bard, che ha già chiesto un incontro al governatore veneto. Dare subito applicazione dello Statuto del Veneto nei prossimi mesi, senza aspettare anni, perché non abbiamo più tempo di aspettare. E in alternativa, e questo lo diciamo veramente con il cuore, se il Veneto non riesce a dare risposte ai bellunesi, di lasciare a Belluno di trovare il proprio futuro, che noi continuiamo a pensare sia correttamente inserito all'interno della regione Dolomiti. In tutta questa voglia di autonomia c'è anche la necessità di affrontare la crisi economica che nella montagna bellunese colpisce più duramente che altrove. Colpa dell'assenza di infrastrutture e di un sistema carente sotto molti punti di vista, certo, ma anche e soprattutto dell'assenza di un governo politico del territorio che possa garantire sicurezza e tutela a una provincia abbandonata a se stessa e oggetto di continui tagli che finiranno con uccidere il bellunese. Non c'è nessuno che difenda i bellunesi dagli attacchi quotidiani ai diritti che i bellunesi hanno, come tutti i cittadini del Veneto e d'Italia, di avere i servizi garantiti dalla Costituzione. Ogni giorno ci viene detto che chiuderanno scuole, che chiudono strade.